Risolto in una notte il giallo di Portogruaro, un giovane marocchino di 23 anni è stato fermato per la morte della donna di 59 anni, trovata senza vita nel suo appartamento A. Per gli inquirenti un delitto efferato. Tredicenne morto cadendo in un pozzo profondo 30 metri sullo sconcertante incidente di Gorizia. Indaga la procura, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo. Doppio incidente in A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza, nello schianto tra tir, morto l'autista, 3 feriti in ospedale, autostrada chiusa e circolazione in tilt. Minacciavano e picchiavano i coetanei, estorcendo piccole somme di denaro e oggetti di valore. 6 minorenni arrestati dai carabinieri a Vittorio Veneto, tra le vittime anche commercianti. Tra i fatti di violenza e i reati attribuiti ai 6 carabinieri e ai loro complici arrestati a Piacenza, uno sarebbe avvenuto pochi mesi fa in Pedemontana Trevigiana, botte e minacce in una rivendita di auto. Riabilitazione dei pazienti guariti dal Covid, a Montebelluna la palestra punto di riferimento provinciale. Intanto oggi in Veneto 16 contagi, nuovo focolaio in una casa di riposo. Torna a Cortina l'attesa Coppa d'Oro delle Dolomiti, che dà il via alla stagione degli eventi in questa strana estate 2020, una delle corse d'auto d'epoca più famose al mondo. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. In apertura c'è la soluzione, stando a quanto ritengono gli inquirenti, del giallo di Portogruaro. Un giovane marocchino di 23 anni è stato fermato per la morte della donna di 59 anni che è stata trovata ieri senza vita nel suo appartamento, un alloggio popolare. I primi indizi parlano di un delitto efferato. Il giallo sembra essere stato risolto nell'arco di una notte con il fermo di un giovane marocchino di 23 anni. Sarebbe lui il presunto killer di Marcella Boraso, la 59enne padovana trovata senza vita nel suo appartamento dai vigili del fuoco, che nella tarda mattinata di mercoledì erano stati allertati da alcuni vicini di casa preoccupati per una nuvola di fumo che usciva dall'abitazione della donna in questo condominio Ater in via Croce Rossa a Portogruaro. Fin da subito nessuna ipotesi è stata esclusa, anche perché le ferite alla testa sembravano poco compatibili con una semplice caduta. Da lì i carabinieri di Portogruaro, coordinati dalla procura di Pordenone, hanno iniziato a sentire i conoscenti della donna, in particolare gli amici frequentati negli ultimi giorni. Tra loro il 23enne che, dopo essere stato ascoltato dai militari, ha chiamato il fratello. Telefonata prontamente registrata, nella quale il giovane riferisce che forse Marcella è caduta e ha sbattuto la testa, particolare che lo ha incastrato visto che la donna è stata trovata morta da sola in casa e con la porta chiusa. Come faceva quindi a saperlo? È uno degli elementi univoci e concordanti che sono stati raccolti per arrivare al fermo da parte del pubblico ministero. Ci sono poi delle tracce scoperte sul bidet in bagno compatibili con la ferita alla tempia. Contro il sanitario sarebbe stata sbattuta violentemente la testa della donna. Tracce ematiche sono state trovate anche sui muri, in quello che nelle prossime ore potrebbe rivelarsi il suo mattatoio, la vera scena del crimine. Trovato anche il collo di una bottiglia, altra possibile arma contundente. Lo stesso giovane avrebbe inscenato poi il finto incendio. È un quadro criminologico particolarmente rilevante. I due, si è scoperto, si conoscevano, entrambi frequentavano il SERD per problemi di alcol e la stessa Boraso era stata sentita recentemente dai militari per un furto attribuito al marocchino. La donna avrebbe riferito di un rapporto burrascoso fatto di liti e richieste di soldi per le sigarette. Nel maggio scorso sempre il giovane era stato smascherato da un servizio della trasmissione Striscia la Notizia per una serie di furti commessi in una lavanderia in città. Nel suo garage fu ritrovata diversa refurtiva. Ora su di lui pende un'accusa ben più pesante. Un altro crimine contro le donne da Camisano Vicentino, aggredita e violentata. È stata una notte da incubo per una donna residente in quel comune. Rintracciato e denunciato il responsabile, è un 40enne del Padovano. Camisano Vicentino, notte da incubo per una 46enne costretta a subire violenza sessuale, denunciato dai carabinieri un 40enne residente in provincia di Padova. Secondo la ricostruzione i due si sarebbero conosciuti nel corso della serata, poi l'uomo avrebbe aggredito la donna e costretta a subire la violenza. Soccorsa da alcuni conoscenti riferiva dell'aggressione e venivano chiamati i carabinieri. I militari, attraverso le testimonianze e i riscontri acquisiti, riuscivano nelle ore successive a rintracciare il 40enne e a denunciarlo per il reato di violenza sessuale. Il giorno dopo la tragedia che ha sconvolto Gorizia e non solo, la morte di un tredicenne caduto in un pozzo, la procura indaga per omicidio colposo.
Gorizia è sconvolta per la morte del tredicenne Stefano Borghese, caduto ieri in un pozzo nel parco Coronini, dove stava giocando con i compagni del centro estivo. La procura ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di ignoti. Lo ha comunicato oggi il sostituto procuratore Laura Collini, che ha confermato come l'area all'interno del parco rimanga ancora sotto sequestro. In procura continuano a essere sentite tutte le persone testimoni della tragedia, i responsabili del centro estivo e del parco in cui si è consumata, e l'attività richiederà tempo, considerato il coinvolgimento di bambini. Il nodo principale da chiarire rimane il motivo per il quale la copertura metallica del pozzo, profondo 30 metri e privo d'acqua, abbia ceduto o sia stata spostata. È stata anche disposta l'autopsia sul corpo del tredicenne, la cui data non sarebbe ancora stata fissata, così come non si conosce ancora di conseguenza la data dei funerali. Il sindaco Rodolfo Ziberna a questo proposito ha riferito di essere in contatto con la curia per mettere a disposizione della cerimonia funebre uno spazio ampio all'aperto, nel caso in cui la famiglia sia d'accordo, per consentire la prevedibile ampia partecipazione nel rispetto delle norme anti-Covid. Il parco di Villa Coronini, gestito dalla fondazione, di cui è presidente lo stesso Ziberna, resterà ancora chiuso almeno per una settimana. Intanto l'attività del centro estivo, promosso dalle parrocchie goriziane, non si è fermata. L'equipe di Estate Tutti Insieme, in un post pubblicato ieri sera sulla pagina Facebook del settimanale diocesano Voce Isontina, si rivolge alle famiglie, spiegando anche perché oggi i centri estivi ricordano Stefano non fermando le proprie attività. Proprio in un momento di lutto e prova, scrivono, vale la pena di permettere ai ragazzi di vivere insieme e condividere sentimenti, emozioni, domande che sorgono dal cuore. Per noi è importante che i ragazzi non siano lasciati soli e abbandonati in questo momento. Vorremmo come comunità cristiana far intuire che nel dolore c'è qualcuno che si fa vicino. E c'è stato un grave incidente stradale poco dopo le 14:30 nel tratto di autostrada A4 compreso tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Una persona ha perso la vita nello scontro che ha visto coinvolti 2 mezzi pesanti, 3 le persone ferite, di cui una in modo serio. Nel secondo incidente accaduto sempre nello stesso tratto un paio di chilometri prima. L'autostrada è stata chiusa tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e così le entrate dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sul posto i soccorsi sanitari e naturalmente anche quelli più strettamente tecnici. Minacciavano e picchiavano i coetanei estorcendo piccole somme di denaro e oggetti di valore. 6 minorenni, diventati il terrore di ragazzi ma anche dei negozianti del centro, sono stati arrestati dai carabinieri a Vittorio Veneto. Sgominata una baby gang dai carabinieri di Vittorio Veneto, 6 studenti tra i 16 e i 17 anni residenti nel Vittoriese sono finiti agli arresti domiciliari per rapina, estorsione, furto aggravato, percosse ai danni di coetanei. Facevano parte di un gruppo su Instagram denominato Blood Gang, Banda del Sangue, in cui si vantavano delle loro azioni intimidatorie. Feroci con i compagni e sfrontati con gli adulti. Era un sodalizio volto al controllo del territorio e a terrorizzare non solo i coetanei, ai quali estorcevano piccole somme di denaro o oggetti di valore, talvolta anche con calci e pugni, ma anche i negozianti del centro, pensando di restare impuniti perché minorenni. Ma il meccanismo di impunità si è inceppato con l'indagine avviata contestualmente alla denuncia di un ragazzo a cui avevano rubato una catenina d'oro e da novembre 2019 è partito il controllo da parte dei militari dell'Arma che hanno potuto accertare 10 episodi tra ottobre 2018 e giugno 2020. Il modus operandi era tipico del gruppo che utilizzava appunto il potere intimidatorio dovuto ad atteggiamenti di bullismo per incutere timore e costringere i loro coetanei a fare quello che chiedevano e in caso di rifiuto ad agire in maniera illegale mediante estorsioni, rapine e furti. 3 di loro erano già noti sul territorio per aver commesso questo tipo di illeciti e adesso dovranno scontare i domiciliari secondo quanto disposto dal GIP del Tribunale dei Minori di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica.
Si prospetta innanzitutto un periodo di permanenza domiciliare dove dovranno essere sottoposti a controlli sia da parte dei genitori che delle forze di polizia, non potranno appunto uscire di casa e poi dovranno iniziare un percorso di recupero per espiare, diciamo, la pena. Veniamo all'epidemia da Covid, c'è il report della regione di questo pomeriggio alle 17, sommati ai nuovi casi che erano già riportati nel bollettino delle 8 sono 30 di fatto i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il rapportino della giornata parla di 14 nuovi positivi nell'arco appunto di quest'oggi. Padova la provincia più colpita con 8 casi, Venezia 5, uno lo vedete a Treviso, con gli attualmente positivi nella regione che salgono a 669. Si è registrato anche un decesso in giornata, ma non è in questo momento definito in quale delle province. E avete sentito, ci sono diversi nuovi casi nelle ultime ore a Padova, coinvolta una terza casa di riposo, l'abbeggiato di Conselve. Aumentano i contagi in provincia di Padova. Il bollettino emesso dalla regione parla di 17 nuovi casi di positività al Covid-19 tra città e provincia. A preoccupare sono nuovamente le case di riposo. Una terza infatti si aggiunge in queste ore a quelle già interessate dai contagi da coronavirus. Alla Bonora di Campo San Piero, dove i casi sono 8, 5 in più rispetto a ieri, e all'Altavita Ira di Padova, dove i casi restano 3, si aggiunge, dati forniti dal bollettino delle ore 13 dell'ULSS 6, un caso nella casa di riposo Beggiato di Conselve. Restano sotto sorveglianza i focolai individuati nelle scorse ore. Aumenta di un contagio secondario quello attivo nell'azienda specializzata nella distribuzione di libri scolastici a Padova. Un caso in più tra i dipendenti della SDA, società di distribuzione di poste italiane, di Limena. 3 nuovi contagi per quanto riguarda il focolaio sviluppato dopo la cerimonia funebre al Parco Fenice, e qui si sale a 27, la maggior parte cittadini originari del Camerun. Nessun nuovo contagio invece per quanto riguarda l'altro grande fronte della città, parliamo del MAP, dove i casi restano per ora 11. Sono quindi 10 i casi riconducibili a focolai già conosciuti, mentre 7 non sono stati assegnati a nessun cluster. Ora parliamo di riabilitazione dei pazienti guariti dal Covid a Montebelluna, la palestra punto di riferimento provinciale, dove abbiamo raccolto la testimonianza di Emanuela, ancora in trattamento per le conseguenze lasciate dal virus. L'ultima che mi ricordo è quando mi sono presentati 2 dottori della terapia intensiva che mi hanno detto: non si preoccupi signora, lei non sentirà niente. Da lì mi sono risvegliata in terapia intensiva e mi dicevano: stai tranquilla che se fai la brava domani ti togliamo il tubo. Emanuela è una paziente in cura alla palestra riabilitativa dell'ospedale di Montebelluna che ha via via accolto in questi mesi i pazienti guariti dal Covid. Ricoverata l'11 marzo, è rimasta in terapia intensiva per 3 settimane. Ha rischiato la vita Emanuela e al suo risveglio, dopo tanto tempo immobile, il suo corpo non rispondeva più. Quei pazienti che hanno circa 10-12 che per gravità e complessità del quadro sono finiti a essere intubati, e con circa 2-3 settimane di intubazione poi sono emerse anche tutte le problematiche a risveglio relative all'apparato neurologico, in generale l'apparato muscoloscheletrico. Ok, stop, scendi. Stop. Ok, è già faticoso così. Sì. La cosa più brutta è anche quando ti rendi conto che dopo un mese che sei a letto perdi tutto, non riesci a stare in piedi, non riesci a camminare, non riesci neanche a mangiare, perché appena cerchi di portare una forchetta alla bocca ti trema la mano e dici è una cosa impossibile, però è la verità, non fai neanche quello, ti devono aiutare in tutto e per tutto. Non ci sono parole, cioè bisognerebbe provarlo, perché tante persone non credono a queste cose qui e quindi bisognerebbe provare per capire. Associamo le 2 attività di rinforzo e di
riadattamento allo sforzo, visto che la paziente fa ancora molta fatica. Tanta fatica, sinceramente. Adesso facciamo così una prova semplice e vedere questo corridoio sono 32 metri, in 6 minuti quanti metri farà. Brava Emanuela, perché sei passata l'ultima volta che abbiamo valutato a 396 metri in 6 minuti e adesso ne hai fatto 434. Lei, come tanti altri, sta cercando di tornare a una vita normale, ma guardandosi intorno vede troppe persone che non rispettano le regole sull'uso della mascherina o sul distanziamento. Fate attenzione, dice. Non è detto che perché sei sana non ti può mai succedere niente, perché io ero sanissima eppure mi è capitato. Quindi di stare molto attenti e scrupolosi nelle cose. Cambiamo tema. Tra i fatti di violenza e reati attribuiti ai 6 carabinieri e ai loro complici arrestati a Piacenza, uno sarebbe avvenuto pochi mesi fa nella pedemontana trevigiana. Sono arrivate fino al Trevigiano le scene in stile Gomorra, con tutta la loro brutale violenza, emerse dalle indagini sui 6 carabinieri della caserma Levante di Piacenza arrestati per droga, festini e pestaggi. Uno dei militari avrebbe approfittato del periodo del lockdown per cambiare l'auto, rivolgendosi, a quanto risulta, ad una concessionaria in comune di Fonte. Aveva scelto un Audi A4 usata, ma in buone condizioni, in vendita a 21.500 euro. Per ottenere un prezzo più basso, 10.000, non avrebbe risparmiato intimidazioni e violenze, come si evince dalle intercettazioni. Il carabiniere racconta di essere entrato armato in concessionaria provocando un forte spavento in uno dei 2 presenti. Se l'è fatta letteralmente addosso, si legge. L'altro, solo per aver risposto, sarebbe stato pestato a sangue da uno degli spacciatori che accompagnava il carabiniere, il quale si sarebbe poi vantato col complice di aver sfasciato tutto il computer dell'ufficio, ordinando poi di montare le targhe di prova sulla vettura e di farla arrivare a Piacenza. Su questo e gli altri fatti anche la Procura Militare di Verona ha aperto un fascicolo d'indagine. E la Corte di Appello di Roma, notizia arrivata poco fa, ha ridotto a 14 anni e 8 mesi di carcere la pena per gli autori del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, avvenuto a Roma nel febbraio del 2019. In primo grado Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano stati condannati a 16 anni. Lo ricorderete naturalmente, l'atleta raggiunto da un colpo di pistola è poi rimasto paralizzato alle gambe. Ora ci fermiamo per qualche secondo, ma ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Si è conclusa la 10ª legislatura del Consiglio regionale del Veneto. Questa mattina a Palazzo Ferrofini il bilancio con il presidente Ciambetti. 5 anni di Consiglio regionale. Si è conclusa la legislatura. Una legislatura che il presidente Roberto Ciambetti ha definito dei record. Record per la lunghezza, non era mai accaduto che si arrivasse così lunghi dopo i 5 anni, questo è indipendente dalle nostre volontà, ma anche dei record perché rispetto a tutte le legislature degli ultimi 50 anni abbiamo fatto il maggior numero di sedute, il maggior numero di leggi e soprattutto, a parte i numeri assoluti, leggi e piani di qualità, leggi che aspettavano da lustri, da decenni, il piano cave che aspettava dal 1984, il PTRC, il piano di coordinamento che aspettava dal 1990, il piano trasporti che aspettava dal 92, quindi veramente un lavoro di qualità come non mai fatto da tutti i consiglieri regionali e qua dico maggioranza e anche minoranza che hanno veramente reso un servizio ai cittadini veneti come non mai. Nel corso della conferenza stampa tenutasi nell'aula consigliare di Palazzo Ferrofini, Ciambetti ha evidenziato i punti salienti che hanno caratterizzato questi 5 anni, a partire dal referendum sull'autonomia. Essere riusciti a portare i veneti a votare un referendum sull'autonomia, ricordo il Veneto l'aveva chiesto già nel 92, nel 2000 non c'era mai riuscito, portare i veneti a votare, oltre 2.300.000 veneti a votare per l'autonomia è stato un risultato anche di significato simbolico unico e con questo risultato stiamo anche utilizzando appunto il peso popolare perché a Roma capiscano che i veneti vogliono l'autonomia e soprattutto si meritano l'autonomia. La seduta più lunga è stata sulla riforma della riorganizzazione sanitaria. Il Consiglio poi non si è fermato nemmeno durante l'emergenza Covid e così quando l'acqua alta di novembre ha sommerso la città. Il 12 novembre eravamo in seduta di bilancio e l'acqua ci ha salito alle spalle, cioè dalla cale ci ha riempito Palazzo Ferrofini appunto con l'alta marea eccezionale.
Nonostante questo, 2 giorni dopo abbiamo ripreso i lavori andando a Treviso in esterna per continuare i lavori d'aula, e appunto anche in questo caso l'emergenza non ci ha fermato, come il virus non ha fermato la democrazia. Nuovo lutto per il calcio Padova, è morto il presidente della rinascita dei biancoscudati Giuseppe Bergamin. Anno nero per il calcio Padova. A 2 mesi dalla scomparsa di Mario Puggina, i biancoscudati perdono un altro storico presidente, Giuseppe Bergamin. Si è spento a 68 anni l'imprenditore di Villafranca, che nel 2014 si prese l'onere di rifondare il calcio Padova insieme al socio Roberto Bonetto. Malato da tempo, Bergamin lascia la moglie Giovanna e i figli Marco e Maddalena. Sotto la sua presidenza il calcio Padova si risollevò dopo il crack del 2014, tornando subito nel calcio che conta. Sono felice più per voi che per noi. A lui si deve la ristrutturazione dello stadio Appiani, da lui concepito per dare la possibilità ai settori giovanili di giocare in uno stadio vero e ricco di fascino, come l'aveva descritto. Largo e trasversale il cordoglio per la perdita di una figura che tanto ha dato al calcio padovano. Rispettato e amato da tutti, si legge in una nota del calcio Padova, lascia un segno indelebile e un grande vuoto nella famiglia biancoscudata e in tutto il mondo dello sport padovano. Il suo ex socio Roberto Bonetto, commosso, ricorda quando a Leuganeo, durante il primo anno del loro calcio Padova, guardando la coreografia per una delle prime sfide importanti, Bergamin lo guardò e disse: «Però abbiamo fatto qualcosa di grande. Con lui», dice ancora Bonetto, «ho vissuto i migliori anni della mia vita». Torna l'attesa Coppa d'Oro delle Dolomiti, che di fatto dà il via alla stagione degli eventi in questa strana estate 2020. I giochi per la Coppa d'Oro, una delle corse d'auto d'epoca più famose al mondo, sono ufficialmente aperti a Cortina d'Ampezzo, con i 78 equipaggi iscritti che proprio in queste ore si stanno avvicendando al Miramonte Majestic per le verifiche amministrative e tecniche. Una partecipazione straordinaria, evidentemente, malgrado il virus, addirittura più adesioni rispetto al 2019. Continuate infine, vi ricordo, a mandarci i vostri video per lo spazio dedicato ai bimbi in TV via WhatsApp al 351 1755 340, i vostri video realizzati possibilmente in orizzontale, e poi manderemo in onda i filmati dei vostri bimbi che davvero contribuiranno a ripartire tutti quanti. Vi ringrazio per averci seguito, ora le previsioni del tempo per domani, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Una perturbazione interessa il nostro territorio. Nella giornata di venerdì 24 luglio il tempo risulterà decisamente variabile, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà spiccatamente instabile, con qualche pioggia alternata a momenti più asciutti e con spazi soleggiati. Attenzione però a possibili fenomeni anche intensi. Entro sera il fronte perturbato sfilerà via verso i Balcani e tornerà ad essere più stabile. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime in lieve calo, comprese invece tra 26 e 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà per lo più la stessa, tempo in peggioramento con cielo spesso nuvoloso e con piogge intervallate da parentesi più asciutte. Temperature minime fino a 20 gradi, massime sui 27-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, maltempo per tutto il giorno con precipitazioni localmente anche intense. Anche in questo caso andrà meglio entro la nottata. Temperature minime sui 16 gradi, massime invece fino a 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.